pochi giorni, il 22 giugno, saranno passati esattamente 40 anni dal momento in cui Emanuela Orlandi esce da una lezione della scuola di musica, fa una curiosa e strana telefonata a casa e scompare nel nulla. Quest'anno sono partite un'inchiesta del Vaticano, un'inchiesta della magistratura italiana e c'è una commissione bicamerale che cercherà di indagare su questi fatti. Ma raccontarci tutto quello che è successo da allora ad oggi e quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro abbiamo il giornalista, conduttore di Quarto Grado. Accogliamo con un applauso Gianluigi Nuzzi. Buonasera, buonasera, grazie Mario, grazie. Grazie a te di essere qui con noi. Grazie. Io mi immaginavo pochi amici qui, poi mi sono accorto che venendo diverse volte qui a Pordenone magari qualcuno ha piacere di ritornare a questi incontri. Quindi grazie di essere qui. È una storia molto particolare quella di Emanuela Orlandi. Sono passati 40 anni e siamo ancora al punto zero, ancora non sappiamo che fine ha fatto questa ragazza. C'è una mamma che vive all'interno dello Stato Città del Vaticano che chiede verità, c'è un fratello, Pietro, che tutti voi avete visto tante volte in televisione, ci sono delle sorelle. Emanuela era figlia di un commesso pontificio dello Stato Città del Vaticano. Mario ricordava in sintesi cosa è successo. Lei è andata un pomeriggio nel plesso di Sant'Apollinare, che è una basilica nel cuore di Roma. È andata lì perché andava a suonare il flauto traverso e stava imparando. È andata alla sua lezione e poi è sparita nel nulla. Su questa scomparsa ci sono state 2 indagini della Procura di Roma, una nell'immediatezza della scomparsa e un'altra che si è conclusa in maniera inquietante, poi arriveremo, solo qualche anno fa. Di recente, su indicazione del Papa, del Santo Padre, il Vaticano ha aperto un'altra inchiesta. Un'altra perché era la prima, nel senso che il Vaticano non aveva mai indagato sulla scomparsa di questa ragazza, pur essendo la stessa cittadina vaticana, non italiana. Manuela non è una cittadina italiana, Manuela è una cittadina vaticana. Sparita questa ragazza, il Vaticano non ha mai aperto un'indagine. E questo non è un dettaglio, è un po' di più. Perché se sparisce un cittadino italiano in qualsiasi parte del mondo, il nostro codice prevede che magari in quello Stato si farà un'indagine, ma anche in Italia si attivano, in questo caso la Procura di Roma, per verificare cosa è accaduto al nostro connazionale. Invece questo non accadde in Vaticano. Io questa sera voglio andare sui fatti più recenti, però partendo da quella scomparsa. Lì sparì quella ragazza, vennero appesi manifesti che poi voi avete visto in tante fotografie, e quella storia, vi devo dire, che non aveva un rilievo né nazionale né internazionale, fin tanto che una persona la portò all'attenzione di tutto il mondo, e questo era Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II fece un appello, anzi più appelli, durante l'Angelus da Piazza San Pietro, e disse quell'imperativo che come una risacca rimane nell'orecchio magari delle persone che all'epoca erano dei ragazzini o delle ragazzine, che era: liberatela! Liberatela! Questo appello, cioè un Papa che chiede la liberazione di una persona, fece il giro del mondo. Il Papa
e qui cominciamo a raccontare una storia, il Papa poi andò a trovare gli Orlandi a casa e disse che da quello che lui aveva saputo era stato un rapimento di matrice internazionale. E questo è stato, a mio avviso, uno dei primi grandi depistaggi che questa storia ha patito. Noi oggi non sappiamo la verità su quella ragazza, su cosa è successo a quella ragazza, perché questa vicenda è stata manomessa, la verità è stata manomessa giorno dopo giorno, tutt'oggi, per impedire di ottenere appunto giustizia. Io non penso, perché non ho prove e come cronista mi devo basare sui fatti, non penso che il Papa fosse consapevole e cosciente di dare un'informazione falsa. Penso che il Papa sia stato informato in maniera mirata per evitare che lo stesso, per evitare che si guardasse da qualche altra parte. Quindi la pista internazionale, i lupi grigi, i servizi segreti bulgari, tutto un cinema che avete visto magari in questa docu-fiction che ha fatto Netflix, Vatican Girl, che poi arriveremo anche a parlarne. Ecco, tutto questo cinema, questo grande circo, è stato un circo di disinformazione. Ma non è un caso, cioè in quel periodo qualsiasi cosa che toccava il Vaticano veniva coperto da una cortina fumogena. Pensate solo all'omicidio di Roberto Calvi sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, quando l'allora presidente della banca del Banco Ambrosiano, scusate, venne trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri, 1983, non vorrei sbagliare, quindi siamo anche qui in concomitanza in quegli anni bui. Ci hanno rifilato per molti mesi la balla che si fosse suicidato, quando bastava, come dire, non un'autopsia, ma una breve valutazione del cadavere per capire che si trattava di un omicidio, perché è impossibile che un signore anziano prendesse una corda, si mettesse dei mattoni nelle tasche di diversi chili per andare poi tipo con un gesto super atletico a impiccarsi sotto quel ponte del Tamigi. Calvi è stato ucciso. Poi non vorrei ricordarvi, ma siamo sempre in quel periodo, la morte di Michele Sindona. Non vorrei ricordarvi che noi parliamo sempre di Emanuele Orlandi, ma quello è un periodo dove molte ragazze spariscono. Poi certo, l'attenzione dei giornalisti, come dire, è quella di tutti noi, si concentra magari su un fatto, su una storia, quella di Emanuela sicuramente è importante, però c'è Mirella Gregori, c'è la Claps, ci sono tante altre storie minori perché sono meno conosciute, ma in realtà ci sono sempre dei genitori che piangono, ci sono dei parenti che vogliono avere la verità e hanno tutti lo stesso diritto. E queste storie, oggi se accadessero, ci sarebbe un'attenzione mediatica e investigativa ben superiore dell'epoca. All'epoca se un sacerdote faceva un abuso sessuale, su un minore o su una ragazza o su un ragazzo, lo si cambiava di chiesa perché si pensava che la pedofilia si potesse curare a chilometro zero, no? Cioè dico, lì ha dato scandalo, io lo sposto in un'altra parrocchia, lì gli do uno schiaffetto e si metterà in regola. Purtroppo non è così, nel senso che poi la storia ha insegnato come questi sacerdoti trasferiti poi andavano a replicare esattamente quello che avevano fatto. Perché la pedofilia, io non sono né un medico né uno psichiatra, però non è che tu, se abusi di una serie di ragazzini, poi cambi parrocchia e non lo smetti.
tuttora, tant'è che è stato proprio Papa Francesco a fare una circolare a tutti i vescovi ammonendoli a perseguire i reati di pedofilia e non a coprirli e non a limitarsi nel trasferimento delle persone, dei sacerdoti. Oggi l'ha fatto, non so, 2 anni fa. Potete immaginare cos'era all'epoca. All'epoca era una situazione molto diversa. E ve lo dico perché questa storia, per raccontarvela, io non sono qua, se mi avete chiamato, non sono qui per farvi un riassunto. Voi andate su Wikipedia e ve lo vedete, no? Ecco, allora incominciamo a dire dove Emanuela andava a studiare flauto a traverso. Perché non è un posto normale. Emanuela andava in questa scuola, da Vittoria si chiama, mi sembra, istituto di musica, al secondo e al terzo piano, cioè vi spiego, lì c'è alla sinistra la basilica di Sant'Apollinare, a destra, signora, c'è un portone, tu entri, c'è una grande scala di marmo e ci sono i vari piani. A un piano c'aveva l'ufficio particolare, la sua segreteria particolare Oscar Luigi Scalfaro, già Presidente della Repubblica, che diventerà Presidente della Repubblica, chiedo scusa, all'epoca credo che fosse Ministro dell'Interno. Ma questa è una suggestione, non vuol dire niente. Un fatto però ci interessa, perché nella basilica a fianco c'era una situazione molto particolare. Allora, il rettore era Don Piero Vergari, quindi il capo di questa basilica si chiama Don Piero Vergari. Questo è un sacerdote. Questo sacerdote, per motivi che non conosco, godeva di una fiducia importante da parte della diocesi di Roma, perché a lui venivano affidati quei sacerdoti che stavano attraversando il cosiddetto discernimento vocazionale, cioè sacerdoti che erano in crisi con la propria vocazione, che si erano a volte macchiati di avance, di abusi sessuali, e che andavano da Don Vergari perché lo stesso Don Vergari gli aiutasse a capire se avevano perduto la vocazione o meno. Quindi, in quella chiesa, nella Basilica di Sant'Apollinare, alloggiavano diversi sacerdoti che avevano questa particolarità. C'è un altro importante elemento, che a fianco, vicino alla Basilica, c'è tuttora, un convitto di suore. Queste suore non andavano a messa nella Basilica di Sant'Apollinare. La Madre Superiora non voleva che andassero lì. C'è un altro episodio piccolo, apparentemente ma importante. In quell'istituto di musica era frequentato da ragazzi minorenni. Uno di questi venne portato lì dal padre dopo che questo ragazzino era rimasto traumatizzato perché era uscito con la fidanzatina a mangiare un gelato in un'estate romana, si erano fermati a mangiare un gelato, lei, finito il gelato, lo salutava, lo stava salutando per andarsene via, ciao amore, ci vediamo, non so. Attraversa la strada e viene investita e uccisa da un'automobile. Questo ragazzino, potete immaginare, subisce un trauma tale per cui praticamente non parla più. I genitori, per aiutarlo, conoscendo la sua passione per la musica, lo portano in questa scuola, dove si insegna musica, appunto. Lui frequenta una classe diversa da quella di Emanuela. Il papà porta questo ragazzino, spiega ai docenti la situazione
viene preso in carico da un docente che, stando alle carte giudiziarie, non so se è vero o non è vero, però c'è scritto, a un certo punto abusa il docente del ragazzo, che era rimasto di suo già traumatizzato dalla morte orrenda della fidanzatina. La peste internazionale, i lupi grigi, gli intrighi, i predatori desiderano e prendono ciò che vedono. Io credo che questa sia una storia di predatori. Non so se Emanuela Orlandi è stata vittima, predata da un cardinale, da un semplice sacerdote o da chi che sia. Perché oggi la situazione è talmente inquinata che più che mai, con l'approssimarsi, Mario diceva, dell'anniversario, ancora si affacciano strumentalizzazioni, depistaggi, millantatori, calunniatori, disinformatori, in un circo dove a farne le spese è chi vuole la verità, a iniziare da una mamma. Perché quella mamma lì, cioè, è un'ergastolana, non si scherza, cioè tu mamma non sai che fine ha fatto tua figlia, non la puoi piangere perché non sai se è viva o morta, perché tu dici vabbè sarà morta, però se sei mamma o papà, una parte dentro di te spera sempre di sbagliarsi, spera sempre che un domani suoni il campanello di casa, spera sempre che domani suoni quel cavolo di telefono, spera sempre ogni volta che qualcuno stronzo per altri motivi si affaccia e ti dà un barlume, tu speri che in fondo ci sia un po' di verità. E infatti io non me la sento di criticare la famiglia Orlandi quando questa si aggrappa coi denti, con le unghie, a un ipotetico filo che possa dare un elemento in più. Perché è tutta la vita che lo stanno aspettando. Perché devo giudicarlo, no? Chi sono io per giudicare questi che stanno soffrendo una pena senza aver compiuto nulla? Perché di cosa possiamo accusare i familiari di Emanuela? Possiamo accusare tante persone, possiamo accusare degli stati, possiamo accusare delle persone che sanno e tacciono. Torniamo a Don Vergari, vi ricordate il rettore, no? Ecco, il rettore, signore, è finito poi indagato nella seconda inchiesta. Vi avevo detto che c'erano state 2 inchieste sulla scomparsa di Emanuela, una appena sparita che poi venne archiviata perché non trovarono nulla, stranamente. La seconda inchiesta è stata fatta più di recente. E poi a un certo punto, io le cose le devo dire, no? Mario, le cose le diciamo. Allora, la seconda inchiesta, ed è giusto che ve lo sappiate, la seconda inchiesta, allora, sì, la procura ha aperto un'indagine, giusto? Poi a un certo punto la procura deve decidere se chiedere l'archiviazione al giudice o chiedere il processo per gli indagati. Tra gli indagati c'era anche Don Vergari, il rettore, e poi spiegheremo perché, c'erano degli esponenti della banda della Magliana, e poi spiegheremo perché, e a un certo punto è successo un fatto bislacco, strano, apparentemente, cioè c'era questa inchiesta, è arrivato il nuovo procuratore capo e ha detto basta, avete perso tempo, non c'è niente da fare, archiviamo l'inchiesta. Il titolare dell'indagine ha detto capo, ma scusi, ma io volevo fare dei nuovi accertamenti, devo fare delle altre cose, no, basta, qui non si va da nessuna parte, chiediamo l'archiviazione. È stata chiesta e ottenuta l'archiviazione, il fascicolo è finito in archivio. Il procuratore che ha chiesto e ottenuto l'archiviazione, sapete cosa fa oggi? Lo sapete? Chi è che ha detto sì? Bravo. Presidente del Tribunale del Vaticano. Cioè quello che aveva chiesto l'archiviazione per l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, contro il parere dei suoi sostituti, è chiaro questo? Vi dico anche i nomi.
Questo signore è un magistrato molto apprezzato in Italia, io per carità non ho motivo di dubitarne. Si chiama Giuseppe Pignatone, verso il quale ho una profondissima stima. Proprio dico, ma tu guarda un po' le coincidenze a volte in Italia, in Vaticano, tu dimmi, questo è talmente bravo che ha capito, scusatemi, che non c'era proprio niente, nessun elemento per indagare ulteriormente sulla scomparsa di Emanuele Orlandi. Tu pensa, questo com'è bravo. E poi casualmente questi in Vaticano si sono accorti che questo è bravo e hanno detto no, il migliore, questo dobbiamo prenderlo come nostro presidente del tribunale. E però adesso ci sono una nuova inchiesta sia a Roma e una nuova inchiesta in Vaticano. Quindi perché abbiamo archiviato all'epoca se adesso ci sono delle nuove inchieste? Non voglio suggestionarvi. Mi limito ai fatti. No, ma qui signora, siamo nel paradosso. Se non stessimo parlando di una ragazza sparita e probabilmente, immagino io, ahimè, uccisa, questa storia è una storia che racconta l'Italia, che racconta il sistema fognario italiano e vaticano. Don Vergari, continuiamo con Don Vergari, ve lo ricordate, il prete, rettore, che accudiva quelli poveri sacerdoti che ogni tanto, sì, ho messo la mano sul culetto di quel ragazzino perché mi piaceva. Allora, questo sacerdote qui finisce indagato nel procedimento di Emanuele Orlandi. La Procura di Roma, quindi seconda inchiesta, la Procura di Roma, prima dell'archiviazione voluta da Pignatone, mette sotto controllo i telefoni, intercetta anche Don Vergari. Ok? Allora la prima telefonata, o se non è la prima sarà, insomma una delle prime telefonate che intercettano, è lui che fa una telefonata erotica, palesemente allusiva, a sfondo sessuale con un giovane novizio. Non ve la cito perché è volgare e disgustosa, non è questa la nostra cifra, no? E questa è la prima telefonata, una delle prime telefonate. Dopo poco riceve una telefonata Don Vergari dal Vaticano. Buongiorno eccellenza. Ah, buongiorno, come sta? Bene, bene. Adesso le parole, Lei non deve parlare al telefono perché ha il telefono sotto controllo, ha capito? Ah! Grazie. Quindi dal Vaticano, ripeto, perché magari sono stato poco chiaro, dal Vaticano qualcuno avvisa Don Vergari, indagato per il sequestro e l'omicidio, evidentemente il sequestro, diciamo, di Emanuele Orlandi. Quindi qualcuno avvisa il Vaticano, dal Vaticano lo avvisa di non parlare al telefono perché ce l'ha sotto controllo come effettivamente era. Lui era intercettato. Quindi vanno a anestetizzare uno strumento di indagine importante, ovvero le intercettazioni telefoniche, palese. Ma perché, mi chiedo io, quei signori bravissimi della Procura di Roma non hanno fatto una rogatoria per capire chi ha telefonato dall'utenza X06XYZ? Perché quello vorrei sapere perché sapeva chi gliel'aveva detto. Perché a casa mia una cosa così si chiama favoreggiamento, cioè un reato, se tu avvisi, pronto, guarda, non parlare al telefono, quello è un reato, perché aiuti un indagato a eludere le indagini, e quindi è un reato. E invece no, hanno archiviato. Ma di più, vi ricordate quando, siamo sempre in quei mesi, prima dell'archiviazione, la Procura di Roma manda la dottoressa Cattaneo, che è un'antropologa forense, Cristina Cattaneo, il numero 1 in Italia, quella che ha fatto anche l'autopsia
sulla povera Iara Gambirasio, quindi siamo, vi ricordate, a Bergamo, quella ragazzina ritrovata nel campo, Massimo Bossetti, l'ergastolo. Bene. La Procura di Roma manda l'antropologa forense Cristina Cattaneo proprio sotto Sant'Apollinare perché viene scoperto il corpo di Renatino De Pedis nella tomba, quindi di un appartenente alla banda della Magliana, che era in una tomba che è un mausoleo, cioè una tomba in marmo, una cosa pazzesca, nella cripta sotto Sant'Apollinare. Allora, se voi andate lì a vedere, vedete che lì sono sepolti, che ne so io, musicisti, monsignori, uomini di chiesa, e poi c'è De Pedis. Boh. No, ma è allucinante questa storia. Io ogni volta, quando la racconto, e vi sto raccontando 3 cose, perché sennò dovremmo portare i panini alle 4 di mattina. Allora, cosa succede? Scoprono il corpo di Renatino De Pedis sepolto lì, ok? Che è ambiguo, è strano, non è... e quindi la Procura di Roma dispone di analizzare tutte le ossa dell'ossario della chiesa, sotto, delle varie cripte, per capire se magari era stata sepolta lì, la povera Emanuela, no? Se c'erano le ossa. Quindi chiamano questa antropologa forense, la Cristina Cattaneo, che va e fanno un lavoro su decine di migliaia di ossa. A un certo punto si accorgono che mancano 8 casse di ossa, 8 casse di zinco. E uno dovrebbe capire dove sono, perché se e quando le hanno tolte. Cioè lì stanno cercando le ossa dell'Orlandi, si accorgono che non ci sono più quelle previste, quelle che erano state catalogate, degli scheletri. E quindi c'era da fare un supplemento di indagine, non archiviare, o no? E allora Renatino De Pedis viene ammazzato una mattina nei vicoli di Roma a colpi di pistola, lui era in motorino e viene sepolto lì. Lui è morto incensurato. Quindi no, non potete dire che uno della Magliana perché è morto incensurato. No, vabbè, certo, è morto incensurato perché l'hanno ammazzato prima dei processi. Vabbè, comunque è morto incensurato, benissimo. È morto incensurato e io mi sono detto, ma come mai è stato sepolto lì? Che ci azzecca uno della banda della Magliana con la Basilica di Sant'Apollinare? Allora sono andato a vedere il fascicolo, cercare in comune, insomma, la sepoltura in Vaticano e tutto, e lì venne dato l'ok, perché non è che, signora, non è che quando sarà tra 200 anni uno muore, uno dice non voglio essere sepolto nella Basilica di Pordenone. Col cavolo che ve lo vi fanno, no? Voi vai come tutti i cristiani al Camposanto di tutti quanti. Lì era intervenuto come si chiama? Il cardinale di Roma, il cardinale Poletti. E chi era il segretario del cardinale Poletti? E qui la storia si fa interessante, perché chi gli gestiva le pratiche a questo cardinale di Roma, che diede il nulla osta per la sepoltura di Renatino De Pedis là sotto, si chiama Monsignor Francesco Camaldo, che lui mi odia perché io parlo sempre di lui, perché io lo trovo un personaggio straordinario. Lui mi odia, si protesta con tutti, anche con persone importanti, dice Nuzzi, basta. Ma Monsignor Camaldo, caro, non è colpa mia se io ho un interesse nei tuoi confronti, perché se tu notoriamente, ad esempio, di giorno ti fai chiamare Monsignor Francesco Camaldo e di notte nelle tue relazioni ti fai chiamare Monsignor Jessica, io ho una curiosità. E attenzione, se uno, lo dico, apro una parentesi, tonda, quadrata e graffa, se uno è omosessuale, a me non interessa niente. Non è un problema di questione di genere,
o di gusti, io non so qua insindacare la sessualità di nessuno, ma se tu sei un monsignore che ha potere in Vaticano e ti fai chiamare Monsignor Jessica, in un paese, in uno Stato dove c'è il voto di castità e c'è l'abiura, no? C'è il confino per gli omosessuali, perché di questo stiamo parlando, no? Allora la cosa si fa interessante. E si fa interessante se tu sei uno dei monsignori che negli ultimi 3 papi, ogni volta che il Papa salutava in piazza San Pietro, non è che questo è un monsignore che sta negli scantinati del Vaticano, stava alla destra di Giovanni Paolo II, alla destra, sul balcone, anche di Ratzinger, anche di Francesco. Guardate, andate su internet, Monsignor Francesco Camaldo, pum, troverete le sue fotografie, la signora sta già guardando, troverete le sue fotografie. Guardi, signore, tanto mica non è. Anche la signora, adesso non è che guardiamo tutti, la prossima volta mettiamo una slide, ecco, vedi. No, ha anche una faccia simpatica, ma non è questione di simpatia o di antipatia. Io mi sto chiedendo queste tante coincidenze. E ancor più me lo chiedo se ascolto le interviste recenti a chi i fatti li conosce e c'è l'ex procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo, cioè quello che faceva questa seconda indagine, il titolare Giancarlo Capaldo, e dice che la banda ramagliana ha avuto un ruolo nel sequestro della povera Emanuela. E poi al tempo stesso leggo un'intervista al promotore della giustizia vaticana, cioè praticamente il procuratore capo, lì si chiama promotore della giustizia, che a differenza del nostro paese, cioè se voi andate in tribunale qui a Pordenone, andate in procura o andate nelle aule, ci sono i magistrati, giusto? I giudici o i sostituti procuratori, così, giusto in Italia? Da loro non è così, nel senso che il loro procuratore capo non è un magistrato, è un avvocato italiano, l'avvocato Diddi. Quindi sulla banda ramagliana noi abbiamo Giancarlo Capaldo, il titolare della seconda inchiesta sul Vaticano, della seconda inchiesta sull'Orlandi, procuratore aggiunto di Roma, che l'ha ripetuto, che la banda ramagliana ha avuto un ruolo. Se noi sentiamo il procuratore capo dello Stato Città del Vaticano, intervistato di recente dal Corriere della Sera, dice no, la banda ramagliana deve aver avuto un ruolo marginale in questa storia. Ah, ho capito, promotore professor Diddi, stasera mi faccio tutti i nemici. Scusi Diddi, promotore della giustizia vaticana, lei è l'avvocato Diddi? Sì, scusi, ma quel Diddi che a Roma difende Buzzi degli esponenti della banda ramagliana nei processi davanti alla giustizia italiana è suo fratello, il suo omonimo o è proprio... Ma io dico, caro Papa Francesco, se tu vuoi la verità, prenditi innanzitutto delle persone, ma l'avvocato Diddi sarà serissimo, ma se tu con la mano destra in Italia difendi degli esponenti della banda ramagliana, o anche solo uno, con la sinistra non puoi indagare in Vaticano sugli esponenti della banda ramagliana. Ma sicuramente sei una persona per bene, io lo dico veramente, ma esteticamente c'è un filo così, è un po' ridondante questa cosa, o no? O sono io che penso male? E poi Diddi va dal presidente del tribunale, che è Pignatone, quello che ha archiviato l'altra inchiesta. È stupendo. Ma è stupenda sta situazione. Io però nell'orecchio, a 4º grado l'abbiamo fatta ascoltare più volte. Avete sentito quei lamenti di quella ragazza? Perché la storia è quella.
La storia è quella. Cioè noi sorridiamo per non vomitare di queste schifezze. Questo sorriso, questo modo un po' sarcastico con la quale vi sto raccontando questa storia in maniera un po' diversa da come la leggete, forse, è perché è una storia allucinante, di una gravità inaudita, con una manomissione costante delle indagini. Ogni anno, ogni mese, ci sono dei depistaggi su questa verità, come in nessun'altra inchiesta. Nel momento in cui il buon gesuita argentino ha detto voglio la verità, si è scatenato qualcosa, non so dirvela che cosa, però evidentemente negli ultimi mesi qualcosa si stava muovendo, perché il Papa ha detto voglio la verità, mentre Ratzinger lo teneva, no. Sì, c'è Pietro Orlandi, cioè i documenti, c'è Pietro Orlandi che farà un po' di casino, ma lei documenti, sui libri del Vaticano lo scritte strano. Lei, Santo Padre, non parli del caso Orlandi, perché sennò riconosciamo il problema. Ma come riconosciamo? C'è il problema, c'è una ragazza che è sparita, è una vostra cittadina, non è che se non ne parli non esiste. Papa Francesco ha detto, almeno ha detto, voglio la verità. Quindi ha assegnato a questo Diddi di indagare, benissimo. La Procura di Roma ha riaperto il fascicolo e quindi capito che c'era qualcosa che si stava muovendo, senza dimenticare la Commissione parlamentare d'inchiesta, che personalmente io non ho mai creduto nelle commissioni parlamentari d'inchiesta, io, da italiano ve lo dico, perché non hanno mai combinato nulla, dalla P2 ad oggi. Cosa ha combinato? Cioè ci vogliono i tribunali, le indagini le facciano i tribunali, non i politici, i parlamentari. I parlamentari rappresentino i cittadini e tutti i nostri interessi, non vadano a fare i pubblici ministeri. I pubblici ministeri però lo facciano i pubblici ministeri, perché sennò non si capisce. Qual era il problema? Che la commissione parlamentare d'inchiesta, dov'era il vulnus? Quello che ha fatto strizzare, secondo me, è che la commissione parlamentare d'inchiesta avrebbe chiesto, scusate il gioco di parole, quella sull'Orlando intendo, di sentire i cardinali viventi che all'epoca avevano dei ruoli di potere. E nel momento in cui una commissione parlamentare d'inchiesta avanza tale richiesta a uno Stato estero, voi ve li immaginate i cardinali che entrano a Palazzo San Macuto o non so dove a essere scussi sulla scomparsa di una ragazza 40 anni fa nel nulla? Cioè c'è un problema di immagine, c'è un problema di scandalo, che sempre il problema che si crei scandalo è sempre maggiore del contenuto dello scandalo per certi ambienti vaticani. Cioè si preferisce mettere la pezza, non sanare la situazione. Mettiamo sopra un bel tappeto, così la gente ci cammina sopra, beve un bel cocktail, si fa un bel aperitivo, siamo tutti contenti. Però a forza di mettere polvere sotto il tappeto, ormai non si cammina quasi più, anzi si scivola. Tant'è che la Chiesa ha dei problemi diminuiscono le vocazioni, diminuiscono i fedeli, diminuiscono il numero le offerte. E ci sarà un motivo, no? A parte questo, la commissione d'inchiesta era un problema, perché se incominciano a chiamare quei 4-5 cardinali che all'epoca avevano un ruolo di Tvicic, il segretario particolare di Giovanni Paolo II, se lo chiamano, e quello stava a fianco a Wojtyla, può raccontare quello che ha visto e sentito. L'impatto sarebbe drammatico. E quindi bisognava minare tutto questo. E quindi cosa è successo? Qualcuno deve aver pensato, ma noi come facciamo a minare tutto questo? Questa ricerca, questa voglia di verità, queste nuove inchieste che il
che il Papa vuole, la commissione parlamentare, e hanno fatto strike. Qualche settimana fa è uscita un'intercettazione tra due esponenti della banda ramagliana dove praticamente dicono che il Papa Wojtyla ebbe un interesse su quella ragazza. L'avete sentita sta roba? Ecco, la signora dice di sì. Questa intercettazione non ha nessun valore, perché sono due banditi che parlando tra di loro parlano del Papa, ma non danno prove. Potevano parlare di Nuzzi, potevano parlare del nostro amico qui, potevano parlare di chi volevano. Per fare essere tronfi, gonfi come dei tacchini, hanno tirato dentro il Papa. La diffusione di questa intercettazione è stato un messaggio molto chiaro al Vaticano. Ha detto, volete che si sappia la verità? Guardate che ce n'è per tutti. Il Vaticano, che tutela i papi vivi e i santi, e Giovanni Paolo II è un santo, qual è stata la reazione? Chiudersi a riccio. È intervenuto lo stesso Bergoglio a stigmatizzare questa cosa. Perfetto. Siamo tornati indietro. È il gioco dell'oca questo. E questi tentativi di depistaggio, manomissione della verità, ci sono sempre. Quando hanno trovato, vi ricordate quando quel signore che si chiama Accetti, vi dice niente, ha fatto ritrovare il flauto di Emanuela? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Di un signore che ha preso per mano i magistrati e gli ha fatto fare un giro nei segreti e nei sottoscala italiani e vaticani. Quando c'è stato però il dunque, e anche in Vatican Girl, chi l'ha visto di voi, a un certo punto viene sbugiardato, Accetti. Diffidate sempre di quelli che prima di andare dai magistrati vanno dai giornalisti. E ve lo dice un giornalista, Perché se tu hai qualcosa da dire, vai in procura, vai dai magistrati e dici, guardate, andate a prendere quel flauto perché è quello di Emanuele, e vi spiego perché. Non è che tu prendi un giornalista e va lì, prendi il flauto con le mani, anche perché contamini una scena. Oggigiorno, grazie alle nuove tecnologie, ci sono delle tecnologie che se io adesso sposto questo vaso, ci sono degli studiosi che sono in grado di dirti da quanto tempo questo vaso era lì, grosso modo. Se era almeno una settimana o se era 10 anni, no? Ma se io lo sposto e pulisco, diventa un po' più complicato. È la stessa cosa con Massimo Ciancimino, ve lo ricordate, il figlio del sindaco di Palermo? Massimo Ciancimino, il papello l'ha dato a me e poi l'ha dato ai magistrati per mascariare, per inquinare, per far allontanare tutti dalla verità. Bevo un po' d'acqua. Quanto abbiamo ancora? 9:40. Allora, oggi, per arrivare alla verità su Emanuele Orlandi, noi dovremo proprio non vivere passivamente i tentativi di depistaggio, ma individuare quelli che inquinano i pozzi della verità. Perché andando a individuare queste persone o queste organizzazioni puoi capire perché lo fanno e quali interessi hanno da tutelare. Tempo fa, durante il Covid, c'era una ragazza francese
che le era stato diagnosticato, insomma, la bilocazione, praticamente la capacità di vivere in due momenti diversi. E lei era una contadina francese, in provincia di Avignone, che aveva delle stigmate sul corpo. Questa cosa non è uscita sui giornali, e raccontava un sacco di dettagli sulla storia di Emanuela Orlandi. Un alto sacerdote di Avignone mi ha chiamato e io ho preso la macchina e sono andato ad Avignone a parlare con questi sacerdoti, a parlare con questa ragazza, e questa ragazza indicava una località a Tor Vaianica, vicino a Roma, come luogo della sepoltura di Emanuela. E poi indicava tantissimi elementi sulla storia di Emanuela che non trovavi in giro su internet. Io mi dicevo, ma perché una contadina ignorante, con tutto il rispetto degli ignoranti, cioè però non era una laureata, una ragazza di grande semplicità che non aveva neanche internet. Com'è possibile che questa conosca tutte queste cose su Emanuela? Perché io con la bilocazione riesco... E i sacerdoti, questi sacerdoti qua, le davano ragione. Cioè l'ascoltavano, tant'è che me l'hanno sottoposto, ho detto, ma proponetela, parlate in Vaticano di questa cosa, contattate la magistratura. No, ma... Poi mi sono accorto, perché poi ho chiesto a Pietro, gli ho detto, a Orlandi, gli ho detto, senti, mi prepari 4 domande su tua sorella di cose che non sono mai uscite sui giornali? Perché così staniamo e capiamo se è vero o meno, no? E lei non mi ha voluto più rispondere, perché evidentemente era lo strumento di qualcuno. E io lo sto raccontando a voi adesso in questo consesso. Qualcun altro, ma non voglio farmi bello io, dico qualche altro giornalista di questa cosa le avrebbe montato la panna, sarebbe andato avanti dei giorni su dei giornali o in televisione raccontando il niente, perché questo è un tentativo di depistaggio di persone che poi ho scoperto che erano dell'ala più conservatrice della Chiesa, che volevano mandare dei problemi, creare dei problemi a Papa Francesco, capito? Ma vi racconto il depistaggio più grande che c'è stato. Dov'è? È andato via. Abbiamo ancora 5 minuti? Sì. Grazie. Lui è il numero 1. Numero 1. Facciamo un applauso. Il tentativo, o meglio, il depistaggio più grande che c'è stato in questa storia è quello che riguarda una signora che si chiama Sabrina Minardi. Sabrina Minardi era la fidanzata di chi? Perfetto. E lei sapeva tante cose, va bene? A un certo punto decide di collaborare con la Procura di Roma e racconta delle cose su Emanuela, incredibili. E qui avviene un fatto molto particolare. Lei va in procura, e a piede libero, quindi la sera torna a casa, va in procura e viene interrogata e racconta, non è come Accetti che dice minchiate, cioè lei racconta i fatti precisi. Scusate ogni tanto i francesismi. Racconta dei fatti precisi. La procura cosa fa? Prende il documento, il verbale e incomincia a verificare queste cose. Una manina piccola, un topolino, prende il verbale e lo passano ai giornalisti, non a me, a dei giornalisti di Roma, che pubblicano le dichiarazioni della Minardi. L'effetto in Sabrina Minardi qual è? Nella sua testa. Io stavo facendo quello che per loro, della banda magliana, fanno gli infami. Quindi
mi hanno scoperto, qualcuno ha passato questo verbale ai giornalisti per darmi un messaggio dicendo guarda che noi tutto quello che succede in tribunale noi lo sappiamo prima di tutti gli altri, quindi regolati di conseguenza. E lei si è presa paura. E cosa ha fatto? Non è che poteva dire no signori guardate mi sono sbagliata, non è vero niente. Non è che poteva dire no ho deciso di non parlare più. Non è che poteva dire che non so cos'altro. Lei doveva assumere una posizione che fosse d'equilibrio. E quindi ha fatto una cosa molto semplice. Da quando c'è stata questa fuga di notizie sulle sue precedenti dichiarazioni, nelle nuove dichiarazioni lei ha incominciato a dire delle grandi cazzate. Con quale effetto? Che nel momento in cui i magistrati sono andati a verificare le cose hanno scoperto che lei stava dicendo delle cazzate e quindi la Minardi è diventata un test inattendibile. Non come Accetti, che prima di andare in procura chiamava me, chi l'ha visto e 4 altri. E io ho detto, guardi Accetti, vada in procura, cosa viene da me? Io mica mi presto a farti da ventilatore, Avete capito come hanno sabotato, destrutturato la Minardi? La Minardi era importante. Infatti anche in Vatican Girl, e concludo su Vatican Girl, le danno uno spazio. Lasciate stare la storia di Sabrina, che era una donna fragile, sventurata, cioè una donna che è stata l'amante di questi qua, poi si è spenta la sua bellezza, è diventata una prostituta, insomma ha sceso tutti i gradini della scala della vita e dell'onore. Ma a parte questo, la sua testimonianza era importante. E in Vatican Girl volevo fare un'ultima osservazione, perché Vatican Girl è stato fondamentale, perché questa docufiction ha acceso un interesse internazionale su una storia che era patrimonio di pochi. Molti giovani, ce ne sono anche qui in sala stasera, non sapevano nulla di questa vicenda e hanno conosciuto la storia di Emanuela, che poteva essere una loro coetanea, può essere una loro coetanea, tramite una docufiction, sulla quale io non esprimo dei commenti perché non sono tenuto, ma sicuramente che ha avuto un grosso effetto, che è importante, sugli episcopati stranieri, perché la Chiesa è comunità e quindi molti sono andati, scusate, ma questa storia, che storia è? Di cosa stiamo parlando? Grazie. Allora, Mario, stai qua con me un attimo. L'ultima cosa che ci tenevo, ho chiesto agli organizzatori se mi davano 5 minuti. Avete ancora 5 minuti? Sì. No, di più, domani si lavora. Il Friuli, il Veneto, il Nord che produce, dov'è? No, scherzo. Per carità. Però ci tenevo a dirvi una cosa. Su un caso che ha sconvolto tutti noi in questi giorni, no? Ecco, io, se voi volete una riflessione la facciamo su questa ragazza Giulia che è stata privata di vita dal suo fidanzato. Penso che tutti la conosciate, no? Questa storia, è inutile riassumerla. Questa è una storia che ci ha fatto vedere quello che pensiamo all'ultimo gradino del peggio, no? Io ho fatto una ricerca e casi veramente simili in Italia sono molto pochi, parlo degli ultimi decenni, ma ancor più pochi sono se, e forse questo è il primo, se una brutalità di questo tipo
di questa ragazza, lo dico perché magari qualcuno lo sa, comunque questa qui è stata una ragazza che era al 7° mese di gravidanza, Giulia, ed è stata uccisa dal suo fidanzato, convivente. Questo stesso convivente aveva una relazione clandestina con un'altra ragazza che a sua volta questa altra ragazza aveva abortito, e probabilmente queste due ragazze, Giulia e A, l'abbiamo chiamata A, va bene, queste due ragazze erano state, insomma, avevano avuto questo rapporto sessuale nello stesso momento, nello stesso periodo, cioè lui aveva ingravidato 2 donne diverse, cioè, già questo per me è una roba un po', insomma. Non voglio dire banalità, ma questa è una storia che ha veramente sconvolto tutti noi, perché stavo dicendo, pensiamo che dopo questo cosa c'è di peggio, cos'altro possiamo vedere in questa società che a volte non riconosciamo come nostra, no? Purtroppo questi soggetti non sono facilmente riconoscibili. Da una parte vi stavo dicendo che non ci sono precedenti, io ho guardato, e qui la cosa impressionante è che non siamo in una situazione che a volte si dice di degrado, no? Sai, situazioni di grande degrado, di difficoltà, di violenze intrafamiliari, cioè sei in un contesto che di per sé già è ipotecato da familiari detenuti, da difficoltà economiche, da violenze in famiglia, da problemi di droga, di occupazione, di ludopatia, cioè ci possono essere tante ipoteche che insistono in dei contesti familiari. Qui siamo in un contesto, questo ragazzo lavorava in un bar di un albergo molto famoso nel cuore di Milano, quindi siamo in un contesto normale. Io ne parlavo un po' la scorsa settimana, venerdì in studio, tra una pausa e l'altra, con Massimo Picozzi, col nostro criminologo, no? Psichiatra. E lui dice, sai Gianluigi, lui è un medico, dice, sai cos'è Gianluigi? Mi dice, sono tutti uguali questi. Ed avevo sconforto, io dico, ma in che senso Massimo? Perché questi camaleonti, che sono tra il malvagio e il patologico, non li puoi vedere prima. Magari adesso sì, troveranno che lui avrà, non so, una collezione di fumetti sadomaso nascosta dietro un armadio, ma non li riconosci prima, perché hanno una capacità di mimetizzarsi che è molto forte. Infatti A, l'amante, diciamo, aveva molti dubbi su questo ragazzo, e ha avuto delle difese, perché l'ultimo incontro, il famoso non andare mai all'ultimo appuntamento, non l'ha fatto entrare in casa, l'ha tenuto fuori. Poi io sono malizioso, ma credo che un domani si dovrà capire bene cosa sapeva questa donna, questa ragazza, per respingere colui che si stava accreditando come il nuovo compagno, avendo sanato la situazione precedentemente creata con l'altra donna. Il problema è che queste persone non sono riconoscibili, e quindi bisogna stare molto attenti ai campanelli, ma non solo i nostri, anche quelli degli altri, perché a volte una donna, quando è, come dire, innamorata o crede a una cosa o vuole per forza, è talmente dentro questa storia che non percepisce più i rischi, e quindi noi dovremmo stare vicini agli altri, no? Cioè dovremmo ascoltare, perché poi quando succedono queste storie ci troviamo sempre impreparati. E vi assicuro, vi faccio questa confidenza, ve la faccio, non dico in amicizia, ma ve la faccio così a cuore aperto. A 4º grado, io ho 10 anni che faccio 4º grado. Ecco, sono sempre volti, storie, facce di gente come noi, capito? Cioè di gente normale. E noi dovremmo stare attenti. Ma lo dico a me stesso,
Lo dico a me stesso, non voglio fare il predicatore, non è il mio ruolo, vi sto parlando col cuore, perché il punto di vista da quarto grado, chi lo vede e chi non lo vede, Elena, è prioritario e importante, è la normalità. E forse quando la normalità si ammala qualche domanda dovremmo farcela. Grazie.